questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Oggi saranno morsi di Sicilia straordinari. Prepareremo insieme una ricetta che non sarà una ricetta del cuore, è una ricetta incredibile perché rappresenta questa terra e poi vuole essere un omaggio a un personaggio straordinario e a un autore altrettanto straordinario che l'ha resa famosa ai più. Sto parlando della pasta incasciata, conosciuta anche come pasta incasciata, resa celeberrima dal maestro Camilleri in Montalbano. Oggi ve ne propongo una versione relativamente leggera, anche se credetemi non ci potrebbe essere descrizione peggiore. Perché? Perché vi propongo una versione che ha come base, piuttosto che un ragù di carne, che tradizionalmente viene usato per condire questa pasta, un sugo di pomodoro, quindi tra virgolette più semplice. Ad ogni buon conto, se voleste replicarla realizzandola come con la base di un ragù piuttosto che la passata di pomodoro, potrete trovare la ricetta del ragù alla siciliana nella ricetta degli anelletti, del timbalo di anelletti. Ma veniamo a noi. Per prepararla vi servirà della passata di pomodoro per l'appunto, del caciocavallo grattugiato, del caciocavallo fresco o della provola dolce come nel mio caso, aglio e basilico indispensabili, delle uova sode, delle melanzane del tipo violetto, la pasta ovviamente, questi sono mezze maniche, poi vi servirà del prosciutto cotto o del salame o entrambi o qualsiasi rimasuglio di salume che avete nel frigorifero. Tutto fa minestra, anzi tutto fa pasta incasciata. Mettiamoci all'opera, partiamo dal sugo. Prendiamo una bella padellona capiente e vi trasferiamo la passata di pomodoro. Questa è una passata rustica, noi la prepariamo in casa, ve lo dico sempre, potete utilizzare quella che preferite. Questa è una melanzana del tipo violetto, conosciuta qui in Sicilia anche come melanzana di seta. Io realizzo delle fettone spesse circa 1 centimetro, dal quale ricaverò dei cubetti di dimensioni più o meno uguali. Una volta cubettata la melanzana la andrò a friggere in abbondante olio di semi di arachide che metto subito a scaldare. Portiamo la temperatura dell'olio a circa 170-180 gradi, dopodiché friggiamo le melanzane poco per volta così che l'olio non scenda di temperatura. Come facciamo a capire quando l'olio è alla temperatura giusta? Aspetto fondamentale se vogliamo ottenere una buona frittura. Buttate giù nell'olio un cubetto di melanzana. Se si formeranno delle bolle di grandi dimensioni tutto attorno, l'olio è pronto. Come in questo caso, quindi vado a tuffare le mie melanzane. Aspetto il tempo necessario affinché l'olio compensi la temperatura fredda delle melanzane, che l'ho sceso inevitabilmente di qualche grado, e le friggo un po' per volta, così facendo otterrò una frittura perfetta. Nel frattempo che le melanzane friggono, preparo il necessario per poterle scolare. Scolapasta, ciotola in grado di raccogliere l'olio eventuale in eccesso e carta fritta o carta assorbente. Le melanzane in Sicilia, mi rendo conto, perché con la mia esperienza mi è capitato di vedere melanzane fritte con l'esterno bianco. No, in Sicilia le melanzane sono pronte quando sono morbide di dentro e belle dorate all'esterno, quindi temporeggiamo, diamogli il loro tempo. Le melanzane sono pronte e la passata di pomodoro, il nostro sugo di pomodoro si è asciugato a sufficienza. A questo punto possiamo condirli entrambi. Aggiungiamo il sale alle melanzane, elimino la carta assorbente che ha fatto il suo lavoro e do una mescolata per uniformare il sale che abbiamo aggiunto. Le lascio sempre nello scolapasta, così nel caso in cui dovessero ancora perdere parte del loro olio potranno farlo. E procedo a condire il mio sugo. A questo punto andiamo ad aggiungere l'aglio. Tolgo solo la buccia e lo butto giù, non lesiniamo con l'aglio perché darà un buon profumo al nostro sugo di pomodoro. E voilà, ne metto 4 spicchietti. Aggiungo il sale, che ovviamente è fondamentale, ma aggiunto in questa fase ha anche un ruolo strategico. Perché? Perché il sale tirerà fuori l'acqua residua del pomodoro e nel momento in cui affiorerà e evaporerà, la nostra passata di pomodoro è pronta. E questo era un master consiglio, avrei dovuto annunciarlo prima, lo annuncio adesso. Aglio, sale, olio extravergine d'oliva,
generoso come vorrebbe la nonna. E infine, ma non per importanza, tanti bei ciuffoni di basilico e li metto giù così a mazzolini, perché così quando li dovrò eliminare, dopo che avranno rilasciato il loro profumo, potrò tirarli via facilmente. Mescolata, e il mio sugo di pomodoro in un attimo sta sprigionando un profumo che non vi dico. Lo lascio ancora sul fuoco, alzo strategicamente la fiamma e giusto qualche minuto, il tempo che quel processo che vi dicevo condizionato dall'aggiunta del sale avviene. E voilà, la facciamo andare e mi occupo degli altri ingredienti. E dovete sapere che un master consiglio che posso darvi, che è super gradito, è che quando lessiamo le uova, quindi le cuociamo per farle sode o barzotte, dobbiamo sgusciarle. Per eliminare il guscio facilmente basta fare l'operazione di sgusciamento, di sgusciatura, quando l'uovo è ancora tiepido, quindi passiamolo dall'acqua bollente, raffreddiamolo un attimo per non scottarci le mani e poi eliminiamo il guscio. Quello è il momento migliore per ottenere un uovo perfettamente sgusciato. Scusate, mi viene da ridere perché c'ho il condizionatore acceso e mi stavo facendo la sauna e allora controllo ed era messo in modalità deumidificatore con 42 gradi che ci sono fuori. Le cose di mio marito. Torniamo a noi. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Le uova sono sgusciate, adesso tagliamo i nostri salumi. Ne è rimasto un pezzo più grande. Rieccoci, l'acqua bolle, ci possiamo calare la pasta, prima però saliamola. La cuociamo molto al dente perché poi completeremo la cottura in forno. Anche il sugo di pomodoro è pronto, elimino l'aglio e il basilico e poi sarà pronto per condire la pasta. Chi era Lavoisier che diceva che in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma? Quindi se c'erano 4 spicchi d'aglio non ne posso aver trovati 3. Eccolo! Ha ragione Lavoisier. La pasta è pronta al dente, la possiamo già condire, la scolo un attimo. Intanto faccio così, metto le melanzane nel sugo e arriminiamo, come si dice in siciliano, anzi a dirla tutta la mia nonna Maria questa pasta più che incasciata o incasciata la chiamava proprio arriminata, che vuol dire mescolata, perché in effetti piuttosto che come si fa abitualmente per molte paste al forno che si condiscono in teglia, questa viene proprio mescolata, tutti gli ingredienti vengono mescolati insieme e poi viene trasferita nella teglia per la cottura al forno. Perfetta. Cosa vado a fare? I formaggi li metto per ultimo. Aggiungo i salumi. Teniamo conto ovviamente che i salumi sono molto saporiti, quindi rilasceranno la loro sapidità appena andranno in cottura, quindi teniamone conto. Aggiungiamo le uova sbriciolate proprio a pezzi, non è necessario che restino integre all'interno, tanto si macineranno praticamente, perché adesso le andremo a mescolare. Se vi fa piacere potete aggiungere anche del pepe. Ogni tanto mi dite: ma per quante persone cucini, che siete soltanto tu e tuo marito? Vero ma la mia famiglia è una famiglia grande, intesa proprio nel senso più grande del termine, quindi questa sera questa pasta la mangerò insieme a tutta la mia famiglia. Motivo per cui non sono mezzo chilo di pasta, io ne ho buttato mezzo chilo nell'acqua quando ve l'ho mostrato, ma in realtà a telecamere spente ne ho aggiunta altra mezzo. Aggiungiamo il caciocavallo fresco oppure la provola dolce. Io ho prediletto la provola dolce. E avevo fatto la premessa che questa col sugo di pomodoro piuttosto che il ragù era più leggera, vero? Bene, immaginatevela col ragù. E magari anche con le polpettine sbriciolate lì dentro. Ah, mamma mia. Olio. Spennelliamo. Pan grattato. A questo punto trasferisco la pasta. Mi raccomando, non la schiacciamo, lasciamola bella larga, morbida, altrimenti si compatta troppo in cottura. Sbattuta d'assestamento.
per finire caciocavallo a pioggia con quel poco di pangrattato che era rimasto, giro d'olio opzionale ma consigliato perché aiuta a fare la crosticina in superficie, e andiamo in forno, modalità ventilata, possibilmente 190 gradi, 20 minuti, giusto il tempo che gratini la pasta e si sciolga il formaggio, e vedremo. Signori miei, eccola qua la mia pasta incasciata, fa un profumo, un aspetto così goloso. Assaggiamola insieme, mi brucerò. Questa alchimia di sapori, la crosticina, la semplicità di una preparazione molto barocca è assolutamente divina. Ragazzi, io non so se Montalbano sarebbe contento con la mia pasta incasciata più di quanto non lo fosse per quella preparata dalla sua Adelina, però vi posso assicurare che è davvero squisita e vi invito a replicarla. È una pasta elaborata da un punto di vista nutrizionale sicuramente, ma ne vale la pena.